Ho pensato anche che sarebbe stato meglio che questo premio magari non fosse neanche esistito, dal momento che penso che tutti preferiremmo che Giulia in questo momento fosse qui a vivere la città di Padova, come l'ho vissuta io, come ho avuto modo di viverla io da studentessa in primis, quindi è davvero un onore. La tesi è per lei. È Chiara Arnoldo, studentessa originaria del Trentino con una laurea magistrale in scienze politiche a Padova e uno studio dedicato alla violenza di genere da parte del partner, facilitata dalla tecnologia, a vincere la prima edizione del premio Giulia Cecchettin. Emozionata per il suo lavoro, il pensiero a Giulia Cecchettin e alle tante donne che non ci sono più racconta come la sua tesi sia nata dopo un tirocinio a Bruxelles ed esplori un terreno ancora poco conosciuto con vittime spesso poco più che adolescenti. È certo come dato il fatto che la categoria maggiormente, come dire, colpita da questo fenomeno siano i giovanissimi. Si parla quindi di adolescenti, persone in età scolare, ma anche giovanissimi, già a periodo medie. Il suo lavoro è stato scelto tra 37 tesi presentate da laureate e laureati alla commissione giudicatrice presieduta da Gaia Spolverato. Vari gli ambiti di ricerca: ingegneria, storia, psicologia, neuroscienze, comunicazione. Un'iniziativa che col Diretti Veneto, attraverso la vendita di prodotti gentili di Campagna Amica, intende portare avanti. L'iniziativa porta un nome, Coltiviamo il rispetto, perché? Perché siamo convinte che per portare più cultura, per portare più unione all'interno della società è assolutamente necessario vivere sotto la forma del rispetto. Padova è stato l'inizio di un percorso che passerà poi a Venezia ed è già stato assegnato per l'anno successivo a Verona, perché deve essere un testimone che attraversa tutto il Veneto e la nazione tutta.